C'entro anch'io, c'entro anch'io. Cari telespettatori, bentrovati. Oggi ci troviamo in via Cardinal Querini, tra via Mazzini e piazza Paolo VI. Alle mie spalle la torre Poncarali. Non tutti sanno che in origine le torri del Broletto erano due, la torre del Pegol, che esiste ancora oggi, e la torre dei Poncarali, che apparteneva ad una delle famiglie più importanti di Brescia durante il Medioevo. Questa famiglia prende il suo nome dal paese di Poncarale, a sud della città, che a sua volta si chiama così per il ponte carraio che collegava la rocca, cioè il castello, con il borgo. I Poncarali possedevano anche Calvagese della Riviera e Carpenedolo ed erano una famiglia guelfa, cioè fedele al Papa. Per questo il vescovo di Brescia concesse loro i terreni vicini alla cattedrale di Brescia e lì la famiglia fece costruire la sua alta torre. Quando agli inizi del 200 il Broletto fu ampliato, la torre dei Poncarali venne inglobata nell'edificio e fu tagliata, anche se ancora visibile nella facciata sud del Broletto in via Querini. Anche voi conoscete qualcuno o qualcuna che le stuf del Trobbo Tep? È stufo del troppo buon tempo. Lei ne conosce di persone stufe del troppo buon tempo? Poche. Tutti impegnati. Lei come se la cava, signora, col dialetto? Malissimo, nel senso che non l'ho mai parlato. Ogni tanto dico la solita frasettina, ma non mi ricordo. Magari ve a segn al marito o un nipote o al figlio, ve a A segn. volte è vero, col marito sì. No, per sé no, ma magari qualche cosa in dialetto, ma sono cose relative, ecco. Al marito potrebbe dire, fassito scultem, le stuf del Trobbo Tep. Sì, è stanco del troppo buon tempo, questa è una cosa abbastanza ricorrente. Chi secondo lei è stanco del troppo buon tempo? I Lazzaroni, Qualcosa da fare potrebbero trovare. esatto. Lei ha da fare adesso, vero? Adesso devono aprire i giornali. Vada, grazie. Va bene amici, ci siamo dei ragazzi brescianissimi, vero che sei bresciano? No, per niente, sono trentino io. Trentino e la amica, fidanzata, ragazza, sorella di dove? Genovese. Di Genova. E che fa da Brescia? Io studio Cosa? graphic design. Questi sono forti, ricordate questi volti che sono forti. Tu invece? No, io abito da 3 anni a Brescia comunque, tra Brescia e Trento per mio papà, per lavoro, quindi Meglio Brescia o Genova o Trento? ognuna ha i suoi lati, però Brescia mi trovo molto bene, ho degli amici fantastici, quindi viva Brescia, no? E a Trento meglio Trento o Brescia? Beh, è bella anche Brescia. Ci sono i suoi perché in tutte le città. Se noi li avessimo intervistati a Trento avrebbero risposto diversamente. Allora, voi come ve la cavate un pochetto col dialetto bresciano? Pota. Puta l'ha detto! E tu? Potaveccio. È una persona quando è stato troppo tempo perché ha buon tempo. Tu sei Steffe del Trobbo Tep? E ciao, non abbiamo tempo qua di essere stanchi. Qua siamo stanchi del lavoro. Vabbè, buon lavoro! Grazie. Ciao! Signor Roberto, che lei o che la lei, le stefa del Trobbo Tep, che vuol dire secondo lei? Che è stanca del troppo buon tempo, insomma, devo tradurlo in italiano. È stanco del troppo buon tempo. E quindi che vuol dire? Vuol dire che è stanco. Che dovrebbe mettersi a lavorare forse. Forse sì. Lei non lavora più. Dico no, sono in pensione da 15 anni. Auguri. Grazie. Signor Ezio e signora Patrizia, le stef del Trobbo Tep, non lui, qualcun altro, che vuol dire? Del troppo facile, del troppo benessere. Brava signora Patrizia, lei Un impegno, gli manca un impegno, qualcosa che lo impegni per la giornata, non lo so. lei conosce persone che sono stef del Trobbo Tep? Diciamo che io da quando mi sono messo in pensione all'inizio mi annoiavo il non avere niente, non avere impegni, avere niente da fare. Adesso invece l'ha trovato dagli impegni. Sì, adesso mi sono abituato. Sì amici, Gichele Stef del Trobbo Tep è proprio una persona che è stufo del non far nulla, del troppo buon tempo, del benessere, uno che si lamenta sempre. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ci vediamo alla prossima puntata, ciao! C'entro anch'io.